Milano e Cortina, capitali dello sport nelle prossime settimane, renderanno certamente onore al compito assunto davanti a tutti i continenti e l'intera Italia sarà accanto a loro. Sono da poco passate le 12 quando Sergio Mattarella suggella l'inizio di un percorso che in 2 mesi porterà Milano e Cortina sotto gli occhi del mondo. Quella torcia accesa la si aspettava dal 24 giugno 2019, quando a Losanna il verdetto del Comitato Olimpico Internazionale fece esplodere la festa. 6 anni dopo, il percorso della fiamma olimpica inizia il suo viaggio che la porterà a toccare 110 province e 12.000 chilometri, passando di mano in mano ai tedofori. Partenza da Roma. In Veneto la prima tappa sarà la numero 42 a Verona il 18 gennaio, poi Vicenza, Padova, Venezia, Belluno e Cortina il 26 gennaio. Accanto al capo dello Stato, tra gli altri, la presidente del CIO Kirsty Coventry, la premier Meloni, non solo vetrina mondiale indotto economico, Mattarella celebra lo sport come messaggio globale di fratellanza. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna, sono anche il tempo di oggi. E più che mai sentiamo la necessità e l'urgenza dell'amicizia e della pace tra i popoli. La pace è iscritta nel DNA olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata. Ci auguriamo che sia davvero possibile. Anzi, speriamo di più, che i 2 mesi che ci separano dall'avvio dei giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione. E dal capo dello Stato una dedica speciale alla regina delle Dolomiti. Cortina torna città olimpica dopo 70 anni. Il mondo corre velocemente da allora. Fu la prima Olimpiade invernale trasmessa dalla televisione. Immagini in bianco e nero e tuttavia, lo ricordo personalmente bene, piene di fascino, una porta sul futuro. Per la prima volta nella storia dello sport, allora fu una donna, campionessa di sci, Giuliana Minuzzo, a leggere il giuramento olimpico. Una delle maggiori ricchezze dello sport sta proprio nelle conquiste che reca alla comunità.